Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori nel settore pubblico e privato, con multe che potrebbero arrivare fino a 1.500 euro per chi non rispetterà le regole. Soddisfatta la CGIL per aver raggiunto l'accordo che evita i licenziamenti, ma torna ad affrontare la questione dei tamponi per una determinata motivazione. Sono 4 milioni i lavoratori italiani non ancora vaccinati e quelli veneti potrebbero avvicinarsi più o meno ai 400.000. Allora, se anche decidessero tutti di prenotare oggi stesso la vaccinazione, ci vorrebbe comunque del tempo per ottenere la prima e poi la seconda dose. Il problema è che non decideranno tutti oggi, perché chi non si è ancora immunizzato evidentemente nutre ancora dubbi, timore, paure, che sono stati anche alimentati da scelte contraddittorie e altalenanti delle autorità politiche e sanitarie dei mesi scorsi, cito su tutti il caso AstraZeneca, per non parlare della grande confusione generata da un dibattito pubblico e politico che francamente non è stato all'altezza. Questi lavoratori, io questo ci tengo a sottolinearlo, non sono Novax ideologici, non vanno demonizzati o puniti, ma vanno convinti e accompagnati a fare la scelta giusta. E da qui nasceva la nostra proposta sulla gratuità temporanea del tampone. Sottolineo l'aggettivo temporaneo. D'accordo a 360 gradi con l'estensione del Green Pass Confturismo. Lo accolgo come un provvedimento tardivo, nel senso che sarebbe stato meglio farlo prima, comunque meglio tardi che mai. Come correttamente ha esposto lei, nessuna delle federazioni componenti Confturismo ha mai avuto delle obiezioni, tranne la preoccupazione di alcuni all'interno di FIPE che pensavano che con l'adozione del Green Pass avrebbero avuto problemi nella gestione dei ristoranti. Invece ultimamente sento dire da più parti, da parte proprio di rappresentanti della FIPE, che in realtà anche nei ristoranti che erano valutati come la parte più critica, diciamo, nell'applicazione del Green Pass, c'è il via libera assoluto, sono contenti e soddisfatti, le paure che avevano sono svanite, stanno lavorando in una situazione di sicurezza, per cui sicurezza per chi lavora, sicurezza per i datori di lavoro e sicurezza soprattutto per gli ospiti, che siano dei ristoranti, che siano degli alberghi, che siano di tutto. Quindi favorevolissimi all'adozione del Green Pass.